L'assessore del comune di Agrigento Marco Vullo coinvolge il territorio e organizza una maratona di solidarietà per il Natale. Si è dimesso il presidente Giuseppe Deni, lascia la squadra biancazzurra ma manterrà il suo impegno economico. L'ATI aumenta la tariffa idrica del 6,1% per i sindaci, una vittoria, ma la consulta vede nell'aumento delle bollette un'ulteriore vessazione economica sui cittadini. Il premier Meloni chiede più Italia in Europa, più garanzie e la risoluzione del fenomeno a monte. Un esasperato sindaco di Lampedusa per la prima volta si sente confortato dal governo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È il terzo anno consecutivo che l'assessore del comune di Agrigento Marco Vullo organizza una maratona solidale in occasione del Natale. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore, parliamo di questa iniziativa Natale Solidale fatto in partnership con altre istituzioni della nostra città. Assolutamente sì, un Natale solidale con la tombola della solidarietà grazie alla collaborazione con lo Juventus Club che ha avuto questa bellissima idea con il coinvolgimento dei volontari di strada, del CAV, e quindi questa tombola che verrà fatta grazie all'assessorato alla digitalizzazione totalmente in digitale attraverso l'app Comune Digital. Sarà possibile sabato, quando ci sarà la tombola, farlo tutto in maniera informatica, e anche qui la novità e anche qui l'opportunità di queste donazioni che poi andranno alle associazioni che poco fa ho citato per cercare di fare che cosa? Di donare un sorriso ai bambini meno fortunati attraverso il dono del giocattolo, ma anche sì attraverso la raccolta dei fondi cercare di restituire un po' di felicità per quello che si può fare in questo periodo del Natale, che è un periodo diciamo per alcuni triste a causa della crisi, a causa di tutto quello che sappiamo, però ci siamo, cerchiamo di esserci, e io ringrazio il presidente del Juventus Club Valle dei Templi e tutti coloro che sono attorno a questa iniziativa, perché iniziative di questo tipo senza ombra di dubbio aprono il cuore, riscaldano il cuore e danno l'opportunità di aiutare il prossimo. Ecco, anche voi coinvolti in questa iniziativa di solidarietà? Sì, grazie al presidente della Juventus Club Valle dei Templi, ci ha chiamati e ci ha inseriti nella loro iniziativa per un dono ai nostri bambini. Sono tanti i bambini che vengono al CAV e non hanno bisogno soltanto di viveri, ma hanno bisogno di un giocattolo. Un bambino davanti ad un giocattolo si sorride, è felicissimo, e anche i genitori sono felici, specialmente in questo periodo in cui comprare un giocattolo sta diventando ancora più difficile. Grazie ancora per averci inseriti in questa iniziativa e cosa dire? Buon Natale a tutti, e quest'anno sarà per i nostri bambini un Natale diverso, con un giocattolo anche per loro. Anna Marino, volontari di strada, un momento sicuramente difficile, lo è tutto l'anno, ma quando arrivano le feste c'è qualcosa in più, per cui il vostro impegno nella quotidianità, nel sorreggere chi ha più bisogno è incommiabile giorno dopo giorno. E quest'anno è ancora molto più difficile perché abbiamo avuto notizie dal Banco delle Opere di Carità che non ci hanno mandato la pasta e neanche il latte. Sono due elementi importanti, per cui ne facciamo appello a tutti quanti di poter donare e aprire il cuore come hanno fatto fino ad ora, ma mi corre non solo l'obbligo ma anche il cuore, e lo dico veramente sinceramente con tutta l'anima, di ringraziare la Juventus Club e l'amministrazione comunale di Agrigento nella persona dell'assessore Vullo come assessore alla solidarietà sociale per darci una mano d'aiuto, perché diversamente avremmo avuto problemi proprio forti, perché siamo ormai a un passo dal Natale, a una settimana dal Natale, quindi non avremmo potuto fare diversamente. E devo dire che è vero che parliamo sempre di crisi, che ogni anno aumenta, si fa sempre più grave, però anche è vero che noi siamo qui oggi a portare il nostro spirito di speranza, la speranza di un divenire, una speranza di un futuro migliore, e la speranza veramente a nome di tutti i volontari di strada e anche di noi assistiti che le persone possano continuare a darci una mano d'aiuto, perché in tutti questi anni abbiamo fatto tutto, abbiamo aiutato centinaia di famiglie solo ed esclusivamente con l'aiuto di tutti i cittadini di buon cuore. Grazie e buon Natale a tutti. Ecco, un impegno oggi questo insieme alle associazioni di volontariato e il comune da parte del vostro club.
Sì, il nostro club come ogni anno organizza delle iniziative solidali volte a far sì che i più deboli, le fasce più deboli possano essere aiutate. Nel nostro piccolo ci mettiamo il cuore. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere delle associazioni e delle squadre sportive della città come l'Agragas, la Fortitudo, ASD Atena, ASD Agrigentum, Pallavolo Aragona, proprio perché in questi luoghi i ragazzi frequentano questi luoghi, si vanno ad allenare nei pomeriggi della settimana e quindi vengono tra virgolette accompagnati dai loro genitori, quindi ragazzi e genitori frequentano queste società sportive. Abbiamo cominciato quest'anno con diciamo, la fretta di fare il tutto anche delle vicissitudini personali che ci hanno impedito di poter essere più efficaci e di coinvolgere anche altre associazioni che sicuramente il prossimo anno vorremmo coinvolgere, però questo è la finalità di tutto ciò, è la riflessione che vogliamo far fare soprattutto ai più giovani rispetto a quella parola che per loro deve essere una parola dolce e che possa accompagnare le loro giornate, cioè la solidarietà. I giovani oggi sono abbastanza distratti da quelli che sono i social, le app, noi vorremmo far sì che possano anche imparare ad avere dimestichezza con questa parola che è la solidarietà, ed ecco perché abbiamo coinvolto i settori giovanili di queste squadre. L'Assemblea territoriale idrica Lati dell'AICA, ovvero i sindaci agrigentini aderenti all'azienda idrica dei comuni agrigentini, oltre ai bonus per le famiglie che ne hanno diritto, ha approvato una delibera che limita l'incremento delle tariffe idriche al solo 6,1% rispetto alle vigenti. Il presidente dell'ATI, Domenico Gueli, afferma: è un ottimo risultato a fronte del triplicato costo dell'energia elettrica, dell'inflazione ormai stabile al 10% e che ha trovato d'accordo l'intero consiglio dell'ATI composto dal vicepresidente Margherita La Roccaruvolo, dai consiglieri Franco Miccichè, Vincenzo Corbo, Stefano Castellino, Mirko Cinà e Fabio Termine. A parere della consulta, però, l'aumento tariffario risulta incomprensibile. I sindaci, prosegue la consulta, avrebbero potuto e dovuto evitare l'aumento se solo avessero messo in campo i principi di una virtuosa conduzione del servizio idrico, anziché farne un ulteriore fattore di vessazione economica nei confronti dei cittadini. Si è dimesso il presidente dell'Akragas Calcio Giuseppe Deni. In una nota stampa sottolinea: lascio la squadra in testa alla classifica, state sereni perché il mio impegno economico ci sarà fino al termine della stagione, io le promesse le mantengo, altri no. I dettagli con Carmelo Lentini. Siamo alle solite con il calcio di casa nostra, quello biancazzurro si intende. Questa mattina un comunicato del presidente Giuseppe Deni anticipa, c'è il sereno, di aver deciso di essersi dimesso. Le motivazioni sono sempre le stesse e con la stessa motivazione di sempre, per la totale assenza e indifferenza dell'amministrazione comunale di Agrigento nei riguardi della società e nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Così recita il comunicato divulgato agli organi di stampa. I motivi, cosa strana, verranno svelati in conferenza stampa che lo stesso Deni terrà lontano da Agrigento e più esattamente ad Imola, ma già attraverso i comunicati che vengono divulgati già se ne conoscono i motivi. Il presidente Deni ha già parlato con lo staff tecnico e calciatori e garantendo loro l'impegno economico sino alla fine del campionato. Ma con quale umore scenderà in campo la squadra? Siamo all'inizio di una nuova crisi che porterà al tracollo calcistico dopo un girone di andata magnifico e alla recente finale di Coppa Italia conquistata. Agrigento calcistica trema e vede all'orizzonte lo sfaldamento del calcio nostrano. Immigrazione. Il governo non intende cambiare posizione. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video ribadisce la posizione dell'esecutivo su uno dei temi al centro dell'agenda politica in Italia e in Europa. In Italia non si entra illegalmente, aggiunge il Premier. Vogliamo combattere il traffico di esseri umani e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti, insiste. E il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale. A ribadirlo è anche uno dei sindaci in prima linea sul fronte dell'immigrazione, Filippo Mannino. Vediamo. La questione dell'immigrazione, anche qui si parla di un cambio di rotta del governo. Assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione sul tema dell'immigrazione, la nostra posizione rimane sempre la stessa.
In Italia non si entra illegalmente. In Italia si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di esseri umani, vogliamo combattere gli ingressi illegali, vogliamo combattere le morti in mare. Non vogliamo in alcun modo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani. Ho letto qualche giorno fa la notizia di scontri tra le forze del Ministero libico e i trafficanti di esseri umani. Scontri a fuoco. La gente che organizza le partenze dei migranti illegali verso l'Italia gira armata. E io non voglio aiutare questa gente, perché le mafie le combatto tutte. Continueremo a lavorare. Ovviamente bisogna lavorare molto a livello europeo, il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale, abbiamo sempre rivendicato la necessità che l'Europa si occupasse di più del fronte mediterraneo, abbiamo sempre parlato di affrontare la questione difendendo i confini esterni dell'Unione Europea, di una missione europea per bloccare le partenze, su questo stiamo lavorando. Grazie alla posizione del governo italiano, per la prima volta in Europa si fanno delle riunioni ed escono fuori dei documenti nei quali si dice che la rotta del Mediterraneo centrale è una priorità, non era mai accaduto. E quindi si stanno facendo dei passi in avanti a livello europeo, a livello nazionale. Già dalla prossima settimana stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta, perché su questo tema non intendiamo mollare. Sì, i lampedusani come al solito convivono con questo fenomeno dell'immigrazione che appunto, come dice lei, ci riguarda da vicino da circa 30 anni. Infatti ogni tanto ci infastidiamo quando sentiamo parlare di emergenza su Lampedusa e dell'immigrazione. L'emergenza, si può parlare di emergenza quando è un qualcosa di sporadico, per noi ormai è quasi una quotidianità, non ci facciamo più caso, ecco. Al momento la situazione al centro d'accoglienza qual è? Ci sono un migliaio di migranti che attendono appunto di partire, di essere trasferiti sulla terraferma non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Ci sono tante voci, in questo momento però vi sentite forse un po' anche abbandonati dal governo, ma anche dall'Europa come isola? No, guardi, io devo dire in realtà che dal governo sono stato ricevuto nelle scorse settimane, ho trovato un'apertura da parte di diversi ministri, perché comunque ho esposto quelli che sono i problemi che sono una diretta, diciamo, conseguenza del fenomeno migratorio e che ricadono sulla popolazione locale, sull'amministrazione comunale. C'è stato un impegno da parte del governo ad aiutarci in questa direzione. A volte mi fa paura, insomma, un po' il silenzio dell'Europa su questa problematica, perché voglio dire, al di là di tutto, da tantissimo tempo si parla di problemi dell'immigrazione, però abbiamo questo regolamento di Dublino che nessuno si decide a cambiare, non so se c'è una volontà in questo o se ci sono, insomma, altre politiche dietro, così come ad esempio anche dei corridoi umanitari, no? Si parla da sempre di far viaggiare le persone in sicurezza, però si stenta a far partire questi corridoi umanitari. L'Europa non ha una politica migratoria vera, reale, c'è l'Italia in prima linea che accoglie, insomma, alla meno peggio queste persone, poi c'è quel famoso foglio di via, dopo, come dire, dopo la prima accoglienza che riusciamo a fare noi, dopo i primi soccorsi che riusciamo a dare, queste persone vengono portate sulla terraferma, si dà quel foglio di via e le persone sono libere di andare dove vogliono. Se in questo momento lei pensa a Lampedusa, cosa pensa? Come vuole descrivere la sua isola in questo momento storico per il governo, per l'Italia? Guardi, innanzitutto ci tengo a dire che Lampedusa è un'isola che salva persone. Lampedusa non è presa d'assalto, come spesso e volentieri veniamo definiti, come dire, in qualche modo definiti anche dai giornali, dai media, non so, dalla stampa, quando ci tirano in prima pagina Lampedusa presa d'assalto. Lampedusa non è presa d'assalto, Lampedusa si trova nel cuore del Mediterraneo, al centro del Mediterraneo, e per forza di cose
deve salvare queste persone, non ci possiamo, come dire, girare la faccia, far finta di nulla se c'è della gente che ci chiede aiuto. Dopodiché noi chiediamo di affrontare questa problematica in maniera diversa, in maniera strutturale. Sappiamo, ad esempio, noi sull'isola abbiamo un hotspot che è concepito a ricevere poco meno di 400 persone, cioè non possiamo di volta in volta scoprire che come dire, il sistema dell'accoglienza va in difficoltà perché andiamo oltre i numeri disponibili che abbiamo all'hotspot, quindi organizziamoci in maniera differente per poter subito dare una degna accoglienza, poter subito trasferire le persone. Insomma, dovremmo capire anche un po' quali sono le cause del perché queste persone partono, cercarci di organizzarsi diversamente, però penso che molte di queste cose debbano partire dall'Europa, non è che l'Europa solo perché forse sgancia, non so, dei quattrini all'Italia se ne può lavare le mani. Se veramente vogliamo fare delle politiche migratorie serie, io penso che lo spunto lo debba dare l'Europa. Per chiudere le dico, questo fenomeno migratorio che da 30 anni, come ha detto lei appunto, riguarda Lampedusa perché geograficamente si trova tra l'Italia e l'Africa, vi ha danneggiato secondo voi negli anni? Guardi, negli anni a volte delle ripercussioni le abbiamo avute proprio per il linguaggio che viene utilizzato appunto dalla stampa. A volte si dà la percezione come di un territorio invaso da persone che vengono qui per depredarci, fucilarci, non è così. Nella maggior parte dei casi è gente che veramente sta male, tutte quelle persone che arrivano dal Corno d'Africa, dall'Eritrea, è gente che veramente scappa da guerra, da persecuzioni. Poi magari sì, lì in mezzo c'è pure, che ne so, il teppistello, il delinquente, il galeotto, però nel 90% dei casi appunto è gente che va in cerca di un futuro migliore. Ma non sta a noi, come dire, decidere in questo frangente chi debba essere aiutato o meno. Se io mi trovo, come dire, non so, di fronte ad un incidente stradale, c'è la persona che ha bisogno d'aiuto, non è che in quel momento mi metta a chiedere i precedenti penali, la fedina penale. Intanto lo aiuto perché ha bisogno di essere soccorso, poi eventualmente la giustizia farà il suo corso. Mafia, operazione Centro, 9 fermi nel mandamento di Portanuova di Palermo. E nuovi dettagli nell'operazione antidroga Dike allo Sperone. Vediamo. All'alba di oggi nella città di Palermo, militari del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale hanno dato esecuzione a 9 fermi di indiziato di delitto disposti dalla locale direzione distrettuale antimafia per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività mafiosa, di essersi avvalsi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento, di omertà che ne deriva, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, condotta posta in essere per conto del sodalizio nell'interesse dello stesso. Il quadro indiziario raccolto, che dovrà essere vagliato dalla giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha fatto emergere, ad avviso della direzione distrettuale antimafia, la struttura di vertice della famiglia mafiosa di Palermo Centro, competente sui quartieri di Capo, Ballarò, Calza e Bucceria, inquadrata nel mandamento palermitano di Portanuova, documentando la realizzazione di numerose riunioni di mafia, alcune di queste svolte con modalità riservate all'interno di una sala da barba, gestita da uno degli indagati. Il compimento di numerose estorsioni a tappeto sul territorio, di cui 3 contestate agli indagati, poste in essere al fine di alimentare le casse dell'associazione. Per ridurre i rischi di denunce da parte dei commercianti, l'associazione mafiosa avrebbe realizzato sistematicamente l'imposizione di una lotteria abusiva, la cosiddetta riffa, obbligando all'acquisto dei biglietti i commercianti della zona e minacciandoli nel caso in cui questi non avessero aderito alla richiesta. Una serie di vicende grazie alle quali è stato possibile acquisire indizi riguardo all'azione dirimente posta in essere dai capi della famiglia mafiosa nella risoluzione di privati dissidi e nella gestione delle dinamiche interne allo storico mercato di Ballarò. In tale contesto è emerso come i vertici del sodalizio si sarebbero ingeriti
nel controllo delle attività lecite ed illecite del territorio. In particolare sono emersi indizi in ordine all'autorizzazione per l'apertura e la cessione degli esercizi commerciali ricadenti nella loro giurisdizione criminale, al controllo del contrabbando di sigarette, alla gestione del regolare funzionamento dei mercati rionali, anche avallando o negando l'installazione di un ombrellone per vendere la merce, un costante traffico di sostanze stupefacenti per ottenere profitti da destinare al sostentamento degli affiliati detenuti. Le investigazioni avrebbero confermato l'esistenza di una rigida regia mafiosa delle piazze di spaccio, nell'ambito delle quali opererebbero solo pusher preventivamente autorizzati dal sodalizio, i quali farebbero riferimento ai capi piazza. Questi ultimi si occuperebbero di garantire il rispetto delle regole imposte dai vertici mafiosi, tra di esse in primo luogo quella che impone che la droga commercializzata provenga dalle forniture gestite dagli stessi. Il cuore dello sperone, tra palazzoni fatiscenti, discariche, erbacce, Dani trasformato ormai in una delle più importanti centrali di spaccio della città di Palermo, dove l'unico business che sembra fruttare davvero è proprio quello della droga, con un fatturato di circa 2 milioni all'anno. Accanto a chi si arricchisce smerciando fumo, cocaina e crack, c'è però anche la disumana disperazione di chi senza quelle sostanze non riesce proprio a vivere, e così, se non ha i soldi necessari per comprarsele le sostanze, arriva anche a vendere il proprio corpo. Lo spaccato emerge dall'operazione DEC dei Carabinieri, che all'alba di ieri hanno messo a segno 31 misure cautelari. In realtà i fatti riportati nell'ordinanza del GIP Giuliano Castiglia non sono dei fatti recentissimi e vengono ricavati dalle riprese fatte tra il 31 gennaio e il 17 luglio del 2018 tra Piazzale Calona, in via di Vittorio, 27 maggio Corso dei Mille, via Pecori Geraldi, via Laudicina, largo Vincenzo Balistreri e via Lipuma. Ma sono state utilizzate anche le dichiarazioni del pentito Alfredo Geraci, che proprio pochi giorni addietro è stato estromesso dal programma di protezione per aver violato le norme a cui sono sottoposti i collaboratori di giustizia. Dalle intercettazioni emergerebbero le liti per i turni di lavoro, ma soprattutto che pur di avere una dose, molti assuntori sarebbero stati disposti in assenza di contanti a vendere anche il loro corpo, oltre ai loro cellulari, per esempio. Come ricostruiscono gli inquirenti, uno degli indagati sarebbe stato solito accettare anche rapporti sessuali in cambio delle dosi di crack. Il 31 marzo del 2018 è stata intercettata la conversazione con una donna e lo stesso indagato, il quale veniva supplicato in tutti i modi affinché potesse dare un pezzo, così viene definito, e l'indagato promette: ti regalo un bel pietrone e poi ti accompagno lì a fumare, chiaramente dietro un rapporto consumato prima. In un'altra circostanza i carabinieri hanno verificato che lo stesso indagato avrebbe promesso 5 dosi di crack ad una donna, sempre in cambio di un rapporto sessuale, promessa che però poi non avrebbe mantenuto. Ma c'è anche chi, sempre per mancanza di contanti, avrebbe proposto di vendere il proprio cellulare per comprare il crack. Secondo la ricostruzione della procura al vertice della presunta associazione a delinquere, oltre alla donna ci sarebbero stati il fratello, Santo Di Fatta, e Giuseppe Manzo. A riportare nomi: Palermo Today. Gli indagati avrebbero lavorato su 2 turni con ruoli distinti tra palo e pusher, intascando mediamente uno stipendio di 700 euro a settimana. L'Overso, per esempio, avrebbe fatto questioni proprio per i turni. Io neanche sapevo che questa sera lavoravo e non mi hai detto niente, diceva Josafat. L'Overso diceva anche: e domani mattina io con chi sono? E un altro che osava: io mi vado a coricare e vengo domani sera. Fondi POFERS della Sicilia. In linea con gli obiettivi, il presidente della regione Renato Schifani afferma: spenderemo tutte le somme assegnate. I dati sono stati delineati dal comitato di sorveglianza che si è riunito a Palermo a Palazzo d'Orleans. Vediamo. Oggi abbiamo potuto verificare l'andamento del programma POFESR del 2014-2020,
C'è qualche criticità certamente, ma i direttori generali che oggi sono stati chiamati a confrontarsi con la Commissione hanno garantito, e noi lo stiamo anche seguendo, che il programma sarà traguardato. Non un euro sarà restituito a Bruxelles, ma spenderemo fino in fondo tutti i denari che la Commissione europea ha assegnato alla regione siciliana, e lo faremo laddove ci sono state delle criticità con dei progetti che sono coerenti con la mission che venne data appunto nel 2014 sino al 2020. Una settimana fa abbiamo approvato anche il programma 21-27, più grande programma dell'Italia, dunque roba veramente non da poco, e bisogna mettere in cantiere anche tutte le procedure per attivare quel programma lì. Anche questo verrà fatto nella prima metà dell'anno 23, sarà un anno veramente molto impegnativo. 20° congresso della Fillea CGIL stamani ad Agrigento. Era lì il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi un congresso provinciale per discutere e fare il punto un po' della situazione della CGIL nel settore dell'edilizia. Segretario, ecco, ci illustri lei in sintesi qual è il vostro punto di vista e la fotografia della nostra realtà agrigentina. Io per quanto riguarda la nostra situazione nella categoria siamo in fase congressuale e trattiamo tutti i temi, soprattutto quello che sono per noi i più imminenti, dove diamo priorità soprattutto alle infrastrutture, alla viabilità agrigentina, e dove anche nella mia relazione faccio emergere quando è importante la viabilità, quando sono importanti le infrastrutture, proprio per permettere il territorio agrigentino, che vive anche e soprattutto per quanto riguarda turismo, non possiamo che mettere in sinergia tutto il territorio siciliano affinché molti più turisti vengano nel nostro territorio, e soprattutto mettere in sicurezza anche quelle scuole che sono ormai diventate obsolete, e poi portare avanti quel discorso che avevamo già intrapreso con le amministrazioni comunali, provinciali del territorio, con ANAS, per quanto riguarda la tangenziale, che darebbe una bella boccata d'ossigeno in tema di inquinamento, e soprattutto parlare e non tralasciare mai quella cosa importante che è la precarietà del lavoro. Noi vogliamo che ci siano dei contratti che siano rispettosi di un lavoratore, mettendo soprattutto quei contratti ad essere sicuri. Un lavoratore deve uscire da casa, deve rientrare a casa con la consapevolezza di godersi poi la famiglia, e perciò un contratto che serva a tutela dei lavoratori per quanto riguarda le retribuzioni, la sicurezza e il rispetto naturalmente della situazione economica, e la continuità. E soprattutto rimarchiamo a questo governo di avere un occhio di riguardo per la categoria edile, che è quella, o meglio, se non è una delle più usuranti, è quella che dovrebbe avere un occhio di riguardo per mandare in pensione ancora prima i lavoratori, perché non può esistere che un lavoratore edile a 60 anni, 62 anni salga sui ponteggi e comunque continui a lavorare. Segretario, al via i congressi provinciali della CGIL, oggi è quello del settore dell'edilizia, un settore particolarmente in crisi in quest'ultimo periodo, dove ci sono stati e si registrano purtroppo sempre parecchi disastri, vittime sul lavoro, insomma gente che perde la vita. È uno dei settori più martoriati da questo punto di vista. C'è un triste primato: in Italia 3 lavoratori al giorno muoiono, l'edilizia è quello che ha più morti. Credo che questo governo deve riflettere sulle cause e trovare una soluzione in maniera urgente, tra l'altro, non si può scherzare su queste cose. C'è gente che per arrivare alla pensione è costretta ancora a 66 anni a salire al 6º, al 7º piano, a stare sui muri, e questo è
causa di incidenti mortali. L'INAIL ha distribuito dei dati davvero terribili, perché è chiaro che fa notizia il morto, ma quanti migliaia e migliaia di incidenti dove per fortuna non ci sono i morti, ma con lavoratori che si fanno male, che restano inabili. È un settore che ha pagato più di tutti la crisi economica dal 2008 ad oggi. In provincia di Agrigento spesso abbiamo letto dei dati rispetto alla chiusura di queste aziende mortificanti per noi stessi, per la classe dirigente, per l'economia. Quanta gente è dovuta emigrare perché non ha più trovato un posto di lavoro nell'edilizia. Ecco, oggi parte da Agrigento un ragionamento nel quale vogliamo fare le proposte necessarie per lavorare e lavorare in sicurezza. Ecco, oggi qui ad Agrigento, congresso regionale della Fillea, il quadro, la foto diciamo, della situazione regionale, lei appunto è segretario regionale. Allora, nel settore dell'edilizia nell'ultimo anno ci sono stati parecchi investimenti e anche grazie al super bonus 110% il settore è cresciuto, si è sviluppato in tutti i parametri. In provincia di Agrigento è cresciuto addirittura in misura percentuale maggiore rispetto a quanto è cresciuto nelle altre province e i dati rispetto all'incremento occupazionale, all'incremento della massa salariale ci danno segnali nettamente positivi. Purtroppo a causa di alcune decisioni del governo, probabilmente indecisioni. Parliamo del governo nazionale. Del governo nazionale rispetto all'utilizzo del 110%, noi nel 2023 rischiamo di poter rivedere il buio della crisi. Ma a questo punto dobbiamo comunque attrezzarci per fare fronte alla crisi e mettere in moto tutta una serie di strumenti e tutta una serie di iniziative che ci permettono di ricollocare i lavoratori anche nelle attività che via via verrebbero emergendo. Allora, le attività potrebbero essere parecchie, sono quelle legate alla riqualificazione urbana, alla valorizzazione dei nostri centri, alla riqualificazione delle periferie, al rifacimento delle scuole che sono in una condizione di assoluto degrado, al rifacimento degli edifici pubblici, alla loro messa in sicurezza. Chiaramente per poter riconvertire i lavoratori in quest'altro tipo di attività bisogna rilanciare le attività formative dei lavoratori rispetto all'utilizzo dei nuovi materiali da costruzione e delle nuove tecnologie realizzative. A quel punto noi potremmo ammortizzare il colpo di una crisi che ormai è incombente, visto le indecisioni del governo. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con la politica locale che non sempre, anzi quasi mai nella nostra regione è alle altezze dei tempi e alle altezze della necessità. E restiamo in casa CGIL, ma per parlare del comparto scuola. L'Assemblea provinciale della FLC CGIL, alla presenza del segretario provinciale Alfonso Buscemi e del segretario regionale della FLC Adriano Rizza, ha eletto all'unanimità il nuovo segretario provinciale della FLC Damiano Di Mino e la nuova segreteria provinciale composta da Maria Concetta Barba, Giuseppe Gueli, Maria Luisa Marotta e Rossella De Marco. Il nuovo segretario sostituisce l'uscente Gaetano Bonvissuto, che ha guidato la categoria per 2 mandati, al quale il nuovo segretario e tutta l'Assemblea hanno tributato i più calorosi ringraziamenti per il lavoro svolto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il progetto Prevania approda all'Istituto Gallo di Agrigento, una giornata formativa sui prodotti a elevato valore nutrizionale e ad impatto ambientale ridotto. Arturo Cantella. Giornata all'insegna dell'innovazione in agricoltura e nell'agroalimentare all'Istituto Agrario Alberghiero Gallo di Agrigento. Presso l'auditorium della scuola in via Quartararo si è svolta la giornata formativa del progetto Prevania sui prodotti a elevato valore nutrizionale e ad impatto ambientale ridotto, moderato dal giornalista Davide Scifo. Ha portato i saluti la dirigente scolastica del Niccolò Gallo, dottoressa Girolama Casà.
Stamattina i ragazzi del nostro istituto stanno partecipando ad una giornata di formazione sullo sviluppo sostenibile. Io stamattina, dando il saluto, ho parlato dell'Agenda 2030, del 12° punto e obiettivo in cui parla di valori sostenibili e anche di una scuola di qualità e inclusiva del 4° punto. Quindi la scuola oggi è ben felice di accogliere gli organizzatori di questo progetto affinché i ragazzi possano acquisire competenze sia sul valore nutrizionale e sia anche sull'impatto ambientale che spesse volte con le culture che abbiamo, le culture che noi abbiamo, andiamo a vedere e ad affrontare. Quindi questo è stato il nostro impegno stamattina, sono contenta, i ragazzi sono soddisfatti, alla fine avranno una degustazione di questi prodotti che fanno parte di un sistema di produzione biologica sostenibile per evitare l'impatto ambientale. Parliamo di questa iniziativa oggi qui al Niccolò Gallo che coinvolge anche gli istituti e non solo. Oggi è un'importante iniziativa dove la scuola incontra ovviamente l'ente di ricerca CREA, un ente nazionale sotto la regia del Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare, e anche le imprese e diversi soggetti che operano nel contesto agroalimentare. È importante perché questi progetti permettono il trasferimento dell'innovazione e la conoscenza di quello che è l'innovazione oggi nel comparto agricolo e agroalimentare. Per noi è importantissimo perché, essendo che la scuola ha diversi indirizzi, quindi dal tecnico agrario all'alberghiero, parlare di cibo, di innovazione nel contesto della nutraceutica, quindi nuovi prodotti, e di impatto ambientale nelle coltivazioni, per noi è il pane quotidiano. I ragazzi hanno modo di toccare quello che è il contesto reale e quindi di poter trasformare quelle che sono le conoscenze acquisite nel contesto scolastico in vere e proprie competenze. Parliamo di questa iniziativa, in cosa consiste? L'iniziativa consiste nel promuovere due specie, in particolare vegetali, che devono essere adatte all'ambiente di coltivazione siciliano, in particolare la moringa oleifera e la salvia officinalis. Il progetto consiste sicuramente nel quindi andare a fare delle prove di coltivazione sul suolo siciliano per vedere se le piante rispondono bene al nostro clima. Oggi coinvolgete anche l'Istituto Gallo, i ragazzi dell'enogastronomia con una prova pratica anche. Assolutamente sì, è una delle prime volte in cui i prodotti praticamente alimentari vengono messi a disposizione del pubblico, perché sono i primi risultati che stiamo ottenendo dal progetto, quindi è forse una delle prime volte in cui i consumatori, i potenziali consumatori, possono provare questi nuovi prodotti. Ecco, come valutate questa iniziativa e qual è il vostro rapporto anche come Consiglio dell'Ordine degli Agronomi? È un'ottima iniziativa perché consideriamo che il settore agroalimentare è un settore in crescita e questo è testimoniato nel nostro territorio da aziende di grandissimo spessore che producono prodotti di eccellenza. È un settore che si occupa della produzione, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e siccome è in crescita ha bisogno di figure specializzate, non solo dottori agronomi e dottori forestali, ma anche tecnici che appunto provengono dagli istituti tecnici per l'agricoltura, ma anche di tecnici che elaborano questi cibi, ripensano a questi cibi, e mi riferisco agli istituti enogastronomici, agli istituti alberghieri, e quindi questi istituti oggi rappresentano anche il futuro per l'agricoltura, proprio perché da questi istituti provengono i futuri tecnici. Si è costituito nel carcere Opera a Milano l'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, la cui condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. D'Alì è accusato di avere contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa Nostra, mettendo a disposizione dei boss le proprie risorse economiche, successivamente il proprio ruolo istituzionale di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato. C'è il servizio.
Il 25 dicembre prossimo, giorno del Santo Natale, Antonio Dalì, Tonino come affettuosamente chiamato dai suoi amici più cari, compirà il 71esimo compleanno. Ma stando alla cronaca delle scorse ore, l'ex senatore della Repubblica Italiana, anche ex sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Interno ed ex leader indiscusso di Forza Italia nell'intera provincia di Trapani, avrebbe poco da festeggiare. Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, il verdetto della Cassazione nella serata di ieri ha confermato l'accusa e per lui a questo punto si potrebbero realmente aprire le porte del carcere per scontare in via definitiva 6 anni di reclusione. Stando a Wikipedia, Antonio Dalì è un 70enne rampollo di un'antica famiglia imprenditoriale della città di Trapani, proprietari di saline, di banche, navi commerciali, ampi latifondi. Con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, all'indomani dello scandalo politico denominato Mani Pulite, diventa uno dei pilastri politici del partito, non solamente a livello regionale ma anche nazionale. Al di là del verdetto giudiziario, gli si deve riconoscere il merito di aver contribuito alla rinascita del centro storico della sua piccola città capoluogo. Oggi infatti Trapani, all'indomani della recente costituzione del comune di Mistiliscemi e lo strappo di 7 contrade, conta appena, secondo dati Istat, quasi 55.300 abitanti. Dicevamo che per onestà intellettuale gli si deve riconoscere il grosso contributo dato nel 2005 alla rivitalizzazione del centro storico trapanese, in quanto fautore della presenza e logo degli Acts Witton Cup, preliminare dell'America's Cup. Sono sorti infatti locali e localini tutti insistenti nel vecchio abitato trapanese, fra viuzzi e stradine caratteristiche. Antonio Dalì, considerato da chi indagava stando ai numerosi articoli inondanti le cronache dell'ultimo decennio vicino alla famiglia mafiosa dei Messina Denaro, ha sempre smentito ogni suo coinvolgimento con la mafia. E sempre stando a quanto apparsi in cronaca attraverso altri colleghi, i suoi avvocati avrebbero fatto sapere che a breve si costituirà alle forze dell'ordine. La polizia penitenziaria del carcere Pagliarelli di Palermo, durante un controllo, ha scoperto che dopo una visita dei familiari un detenuto nascondeva 5 grammi di hashish nelle cuciture dei pantaloni. Sono state perquisite la madre disabile, la sua accompagnatrice e la loro auto, ma non è stato trovato nulla. Le 2 donne e il carcerato sono state comunque denunciate. Alcuni giorni fa la polizia aveva trovato un detenuto con un microcellulare. Sanità: è stata attivata dalla Fondazione Giglio di Cefalù un'unità di chirurgia della colonna. Potranno essere effettuati interventi di chirurgia spinale, cervicale, toracica e lombare. Le attività chirurgiche sono svolte in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo. La nostra equipe chirurgica, composta dai neurochirurghi Corrado Musso, Federico Pecoraro, Nicola Pieracci, Andrea Manzoni e Vito Triolo, inizia una nuova collaborazione di attività di chirurgia spinale, cervicale, toracica e lombare presso la Fondazione Istituto Gemelli Giglio di Cefalù Palermo, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nostro gruppo dà estrema importanza alla valutazione clinica del malato, per portare all'intervento solo coloro che ne hanno realmente bisogno, ovvero pazienti con un vero dolore acuto o subacuto, o rari casi di pazienti con dolore cronico, misto al dolore nocicettivo e neuropatico, o pazienti che abbiano alterazioni del bilanciamento del rachide in sagittale, con perdita ad esempio della lordosi lombare o di ipercifosi, o alterazioni scoliotiche in campo degenerativo. Si tratta di un'attività di natura collegiale, con molteplici elementi, all'interno dei quali la chirurgia è solo una serie di passaggi. Il paziente con il mal di schiena è il soggetto che deve svolgere un percorso con una serie di attività che determinano la sua guarigione. Come primo step sarà eseguita l'attività ambulatoriale. Si procede con la visita dal neurochirurgo e dal fisiatra, i quali valutano la situazione del paziente con l'eventuale supervisione del cardiologo e dell'endocrinologo. Se necessario, l'endocrinologo valuterà insieme al neurochirurgo un'eventuale osteoporosi o patologie della tiroide, suggerendo l'importanza di intraprendere un nuovo percorso di alimentazione, la dieta chetogenica,
fondamentale per la preparazione del paziente all'eventuale intervento e in fase post-operatoria, soprattutto per i pazienti in sovrappeso. Come secondo step si procede con gli esami diagnostici. Il paziente all'interno del reparto radiologico della clinica effettuerà una risonanza magnetica fondamentale per la diagnosi. Come terzo step abbiamo il ricovero. Il paziente verrà ricoverato all'interno della struttura e assistito in ogni fase prima dell'intervento. Il quarto step consiste nell'esecuzione dell'operazione chirurgica. L'equipe di chirurgia spinale procederà con lo svolgimento dell'intervento chirurgico, che potrà essere di decompressione del midollo spinale da ernie o da riduzione del canale, di riposizionamento di dischi lesionati o di recupero della normale struttura vertebrale attraverso il posizionamento di viti e barre. Nel quinto step, il paziente si troverà nella fase post-operatoria. Dopo l'intervento del paziente, ci sarà una specifica attenzione alla terapia del dolore. Il sesto step consiste nella riabilitazione. Il paziente effettuerà un'importante fase post-operatoria nel nostro centro di riabilitazione, attraverso la fisioterapia. Su indicazioni del medico, il paziente effettuerà alcuni esercizi, come il deadlift con l'utilizzo di pesi e di uno zaino zavorrato. Al termine di questo processo, il paziente sarà quindi pronto a riprendere la normale attività, continuando la terapia fisica anche a casa ed effettuando visite di controllo nei mesi successivi. Al Teatro Pirandello di Agrigento il musical Buoni se potete, la commedia musicale di Francesco Bellomo e Marco Savatteri, andrà in scena sabato e domenica prossima 17 e 18 dicembre. Vediamo. Abbiamo voluto fare questo spettacolo di chiara impostazione natalizia per chiudere quello che è il progetto di produzione del 2022. Una commedia ricca di sentimenti, una commedia musicale ricca di sentimenti, di emozioni e di storie semplici che però fanno commuovere, con la partecipazione di una guest come Corrado Tedeschi, con Martina Di Fonte e soprattutto con la partecipazione di tutte le rappresentanze per fascia d'età artistiche della nostra Agrigento. Quindi abbiamo i bambini dai 6 anni fino ad arrivare a un centenario che è mio padre, che farà un piccolo cameo, fa il cardinale Borromeo, quindi rimettendo dentro Pippo Grapanzano, Salvatore Nocera, Giovanni Moscato e tanti altri che partecipano a questo spettacolo, i ragazzi della scuola del musical di Marco Savatteri, col quale ho il piacere di dirigere quest'opera. Insomma, una festa per farci tanti auguri di buon Natale. 17 e 18 dicembre, una sfilza di matinée dal 16 al 20, ci sarà al Teatro Pirandello il musical Buoni se potete, con la regia di Francesco Bellomo e di Marco Savatteri e con Corrado Tedeschi, Martina Di Fonte e tanti artisti siciliani e non solo, per raccontare la storia di San Filippo Neri, una tematica sacra e religiosa su uno sfondo ironico, sarcastico, rispettosissimo di una figura meravigliosa quale quella del santo che ha inventato l'oratorio, ma con la possibilità di ridere e interrogarsi sul senso del bene. Un musical colorato con coreografie, canti corali, con danze, con momenti corali e tanti spunti di riflessione e soprattutto tanta allegria e simpatia. Un atto unico sostenuto di ritmo per conoscere una Roma del Cinquecento che ha ispirato poi grandi tradizioni. State buoni se potete, è la storia di San Filippo Neri, un personaggio meraviglioso, un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita all'aiuto dei bambini che trovava per strada e ha sempre un po' rifiutato i paludamenti della Chiesa, ha rifiutato di essere cardinale, di entrare in quel meccanismo lì per continuare a fare il suo lavoro per strada. Quindi personaggio molto vicino a Gesù Cristo, mi pare di dire. E quindi è bello e anche emozionante impersonare un santo. Anche io, nella mia vita ne ho fatte di tutti i colori, ma l'idea di diventare santo proprio in vecchiaia si fa. L'Acragas vola in finale di Coppa Italia regionale. I biancazzurri affronteranno in finale la vincente fra Igea Virtus e Taormina. Carmelo Lentini.
L'Akragas vista dopo 3 giorni la vittoria ottenuta domenica scorsa in campionato, rifilando altre 3 reti nella semifinale di Coppa giocata all'Esseneto. Un'affermazione netta che non ha lasciato campo alla squadra palermitana, scesa un po' nervosetta in campo. Il tecnico di casa Terranova, rispetto alla precedente sfida, ha cambiato un po' le carte in tavola, schierando un 11 fresco e con nuovi uomini. Una scelta azzeccata che ha esaltato i tanti giovani apparsi vogliosi di indossare la maglia titolare. Inizio spumeggiante dell'Akragas che al sesto passava in vantaggio grazie a Mansour che sfruttava un assist ideale di Semenzin. Ancora una volta tra i migliori in campo. La reazione misilmirese stentava a decollare e i tanti fraseggi non portavano alcun pericolo alla porta di Elezai. Al 26esimo arriva il raddoppio. Vitelli anche lui tra i migliori, vede libero Mansour e gli serve un assist preciso che l'attaccante marocchino non sbaglia. Il tecnico ospite Utro effettua delle sostituzioni per dare maggiore carica alla squadra, ma il pallino del gioco è sempre in mano a Gregantina. Nel secondo tempo le due contendenti, forse per il terreno di gioco pesante e scivoloso, danno origine a scontri fisici più o meno fortuiti che costringono l'arbitro a sventolare sovente i cartellini gialli e in una circostanza anche il rosso, ma prima al 57esimo si assiste ad una rete d'antologia siglata da Francesco Vitelli. L'attaccante da fuori area lascia partire un tiragiro che si insacca all'incrocio dei pali del portiere Marino. Adesso gli scontri sono più frequenti ed in una circostanza un'entrata dura di Colombatti costringe il signor Milone ad estrarre il rosso senza esitazione. Finisce tra gli applausi del pubblico sugli spalti che adesso assapora la finale in campo neutro e con la vincente dello scontro Taormina Egea Virtus del girone orientale d'eccellenza che si giocherà mercoledì 21 dicembre probabilmente a Ragosa. Il risultato dell'andata è stato di 2-0 per l'Egea Virtus. Mister, missione compiuta, l'Akragas centra la finale di Coppa Italia di eccellenza, ha battuto nettamente il Misilmeri per 3-0. Intanto ti chiedo che sapore ha questa vittoria, questa qualificazione. Un ottimo sapore, è un traguardo che abbiamo cominciato a inseguire sin da subito con la squadra, con la società, con lo staff, con tutti i responsabili che si adoperano per l'Akragas, e quindi oggi per noi c'è grande soddisfazione. È chiaro che purtroppo c'è poco tempo per gioire, dobbiamo già pensare alla prossima partita contro una squadra che ha pareggiato sia con Enna e Misilmeri, quindi per noi è una partita che dobbiamo affrontare con la massima concentrazione, con la massima determinazione, la stessa determinazione che stiamo avendo dopo la sconfitta di Enna. Proprio quella sconfitta per noi è stato come un seme nel nostro corpo e nella nostra testa, un seme di rabbia. Ho visto in queste 2 partite una squadra molto più determinata, una squadra di carattere, una squadra che può davvero vincere. Parliamo della gara di oggi, vittoria netta sia nel punteggio ma anche e soprattutto nel gioco. Non avete concesso nulla al forte Misilmeri. Sì, siamo stati bravi ad affrontare, ad approcciare la partita per come doveva essere approcciata, perché l'avevo detto nel pregare, se pensiamo di poter tenere l'1-0 dall'andata facciamo l'errore più grande, quindi i ragazzi sono stati bravi che subito abbiamo pigiato sull'acceleratore, potevamo sbloccarla subito dopo 30 secondi, poi al quinto abbiamo messo dentro la rete dell'1-0 e poi è stato tutto molto più facile. Cambiano gli attori, oggi dentro gente come Noto, Cipolla, Dall'Oro, Vitelli, ma il risultato, la sostanza è sempre la stessa. L'Akragas vince ma soprattutto convince. Abbiamo creato un gruppo importante. Sin dall'inizio sapevamo che questa squadra non aveva 11 titolari ma molti di più. La gestione non è semplice, però ho avuto il piacere di conoscere gente, brava gente molto disponibile, parlo dei giocatori. È chiaro che si rimane un po' delusi quando non si viene impiegati sin dall'inizio, però tutti hanno capito
l'importanza dell'obiettivo finale. Ti faccio una domanda un po' scomoda, tra virgolette. Quanto c'è di Terranova in questa vittoria, in questa finale raggiunta dall'Akragas? Non per fare retorica, però credo che Terranova stia allenando un gruppo forte. Terranova deve essere brava a fare meno danni possibile, perché questa è una grande opportunità e Terranova se la vuole giocare fino alla fine. Dedica speciale per questa qualificazione alla finale? La dedichiamo alla società, a tutti i dipendenti dell'Akragas che anche dietro le quinte lavorano in maniera importante per questa squadra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.